prova, sì. 1, 2, 3, prova. 1, 2. Bene? Bene, buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda gara della Coppa Italia di Maschile, sezione territoriale Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito con le presentazioni delle squadre. Per Zio Pino Cainero Maschile Udine. Un applauso innanzitutto. Abbiamo il numero 54 di Giusto Claudio, con il numero 55 Dennis Sara, con il numero 56 da Verda Saccamino Davide, con il numero 57 Marti Michele, con il numero 41 Benincion Dida, con il numero 47 Di Giuseppe Stefano, con il numero 34 Pecile Michele, numero 37 Giuseppino Stefano, con il numero 38 Sandrini Gabriele, con il numero 25 Avanzi Alberto, con il numero 27 Ercole Riccardo, con il numero 22 Venturini Maurice e per finire con il numero 11 Pironia Suani. Un bel applauso. Alla mia destra, alla sinistra del pubblico, abbiamo la squadra di casa vincitrice, come sapete, del torneo Silver Maschile dell'anno scorso. Abbiamo con il numero 54, con il numero 51 Gobatto Fabio, con il numero 58 Capitano Turia Mondin Aurora, con il numero 56 Segatti Silvia, con il numero 44 Trevisan Elia, con il numero 47 Piotr Marianne, 46 l'Insigne Castello Giuseppe, 36 Bornaci Furio, il grandissimo numero 31 Berton Daniele, con il 33 abbiamo invece Nosella Alberto, con il 37 Nardi Edoardo, con il numero 22 Rossini Marco, con il numero 28 Serra Rachele, con il numero 24 Messi Claudio e per finire con il numero 14 Vicentin Christopher. Squadra dello Zio Pino Cainero Maschile Udine abbiamo Andriola Alberto, un applauso, e con allenare invece la squadra dell'Energy Maschile abbiamo Lotto Monica. Benissimo, buona partita a tutti. Arbitrerà la partita Leonardo Moretto e Agosto Luca Agosto. Buona partita arbitri e anche a tavolo.
Buongiorno, girone di Coppa Italia del torneo di basket in Friuli Venezia Giulia. Si incontrano qui a Portogruaro oggi la squadra dello Zio Pino Cainero Baskin Udine, che si trova dopo i primi due tempi in vantaggio 38-29 contro l'Energy Baskin. Primi due quarti che, per chi ha seguito la diretta, hanno avuto due facce completamente diverse. La prima parte ha visto il dominio netto della squadra del Portogruaro, con delle giocate molto importanti da parte dei numeri 3 e dei bravissimi numeri 5. Seconda parte che invece ha visto il predominio territoriale dello Zio Pino grazie a delle giocate molto interessanti dei loro numeri 5, di Marti, di Daverda, che si sono impadroniti della metà campo e, portando palla ai loro pivot, sono riusciti a recuperare e anche a portarsi nettamente in vantaggio. Purtroppo tanti canestri sbagliati da parte dell'Energy, soprattutto da parte dei numeri 3 e dei due pivot, però sostanzialmente la partita è ancora viva, perché in questo momento 38-29 il risultato, con due quarti ancora da giocare, è totalmente aperto. Vediamo le formazioni che stanno scendendo in campo ora, con lo Zio Pino che schiera il numero 57 Martin, 56 Daverda, la numero 41 Belicon Pilar, che sta adesso portando la palla al proprio pivot, il numero 27 Ercole Riccardo, che segna e aggiungono altri 2 punti alla propria squadra, punteggio di 40-29. Ecco Silvia Segatti che porta la palla alla nostra numero 28 Sera Rachele, che avrà a disposizione un tiro per canestro. Grandissima anche Rachele, che risponde immediatamente al suo rivale dello Zio Pino. Vediamo il numero 37 che si avvicina al canestro e segna con grande facilità Giuseppin Stefano. E anche il nostro numero 37 fa un buonissimo portaggio, anche Nardi fa un ottimo portaggio a Rachele, che sbaglia, ma peccato non prende rimbalzo. Ed ora il portaggio avviene da parte dello Zio Pino, che manda a tirare di nuovo il numero 27, che però questa volta sbaglia, prende rimbalzo in area esterna e quindi la palla viene consegnata a Portogruaro. Energy Portogruaro che vede in campo col 51 Fabio Gobatto, col numero 37 Nardi e il numero 46 Beppe Castello, che sta cercando ora di tenere il numero 5 di Zio Pino, però commettendo fallo. Stava cercando di tenere Daverda, che Davide è sicuramente dotato di una struttura fisica molto importante, direi potrebbe giocare tranquillamente una buonissima squadra di Serie D almeno. E di nuovo Nardi che fa il portaggio alla Rachele avrà altra possibilità per tirare e segna. Secondo canestro di Rachele, che avvicina il Portogruaro nel punteggio. Già 2 canestri della bravissima Rachele, che portano a 33 i punti. Grande stoppata di Fabio Gobatto, che con i suoi trascorsi di Serie C qui a Portogruaro sicuramente è un giocatore di primissima fascia per questo tipo di sport.
direi un lusso. Ora si immola in un tentativo di difesa molto assiduo, molto pesante. Lui non rinuncia al contatto. Ecco Beppe Castello che si propone per un attacco, fa un portaggio molto buono alla Rachele, che va per la quarta volta al tiro. Peccato, errore, ma prende rimbalzo e poi fa il passaggio al proprio compagno numero 44 Trevisan Elia, ed ecco il nostro Nardi Edoardo, una macchina da canestri, signori. Questo sbaglia pochissimo, veramente un super giocatore, incita i compagni, incita se stesso, lui incita sempre tutti. Ecco di nuovo da Verda Saccavino Davide, il nome completo, che per comodità chiameremo da Verda. Il numero 56 è veramente incontenibile in questo momento in campo per i giocatori della Energy. Un ragazzo che sembra molto giovane, al tempo stesso dotato fisicamente e tecnicamente. Vale un punto comunque, buono. Attenzione, c'è una sostituzione, esce Nardi ed entra The Bomber, il nostro numero 31, Berton Daniele, detto Danielino, il quale ha una mano magica, anzi due mani magiche. Il suo tiro è il classico tiro a due mani che speriamo di poter osservare durante la partita. E Rachele va per il suo sesto tentativo in zona di tiro e segna il suo terzo canestro, quindi viene sostituita perché ha già fatto 3 canestri. Bravissima la Rachele. Sarà il turno, presumo, di Christopher. Intanto Zio Pino continua ad attaccare incessantemente l'area dei tutor. Beppe Castello si immola sull'ennesimo fallo, ma i tentativi ormai sono ripetuti. Attaccano l'area come si attacca praticamente si attacca anche nel rugby, con tentativi ripetuti. Vogliono proprio cercare a tutti i costi di entrare in questa area dove hanno dei pivot molto bravi e reattivi e fanno canestro, e per questo in questo momento si trovano in vantaggio di una decina di punti. Scorgiamo in panchina per Zio Pino Alberto Andriola, che oltre ad essere collega di Scienze Motorie, mio collega di Scienze Motorie, è anche stato ottimo allenatore di basket e da un po' di anni si sta dedicando al baskin, sia come promotore sul territorio Friuli Venezia Giulia e non solo, e anche come organizzatore di squadre. Ricordiamo che Zio Pino vanta ben 3 squadre iscritte nei vari campionati. C'è ora un problema, notiamo, ecco Christopher che è entrato in campo, ha la sua palla per tirare. Ecco Christopher che va per il primo tentativo, secondo tentativo. Christopher fatto 2 tentativi, eccolo. Daniele ora esegue rimette Christopher nella sua posizione di ricezione. Super Daniele.
Canestro ancora di D'Averda. Fallo e canestro di Elia, recupera la palla dopo un fallo non fischiato su Fabio Gobbatto, un intervento veramente al limite su entrata di Fabio, che non è stato sanzionato. I due arbitri non hanno ritenuto che ci fosse un vantaggio e quindi la giocata è continuata e Elia ha preso il rimbalzo, ha recuperato la palla e ora ha fatto canestro, va a fare anche il tiro libero aggiuntivo. Lo sbaglia, ma comunque tiene la propria squadra in linea di galleggiamento ancora, sempre sotto purtroppo, ma comunque a distanza ancora, una distanza ancora recuperabile. Abbiamo di nuovo un portaggio da parte di D'Averda, che sta letteralmente, diciamolo, dominando il campo in questo momento qua, in lungo e in largo. Ricordiamo questo ragazzo veramente un ottimo giocatore di basket in generale e sta veramente dominando per quanto riguarda i numeri 5. Nota di merito sicuramente anche per questa ragazza che sta tirando, di cui non vediamo il numero, ma credo sia Swami Pironio. Adesso sì, confermo Pironio, la numero 11, che è andata al tiro e prima ha eseguito un paio veramente di ottimi tiri. E allora c'è Elia che attacca, Elia mano sinistra incontenibile, un numero 4 che è veramente un lusso. È veramente un lusso questo ragazzo qua, ha imparato a giocare a basket, ricordo non giocava, mai giocato a basket, ha imparato a giocare a basket direttamente, talento offensivo, ora sbaglia ma anche qui ha fatto un'azione ottima, portaggio veramente super oggi. Elia sta veramente cercando di guidare i suoi alla rimonta, che ora si trovano sotto di 9 punti. Christopher chiede 2 tentativi. Ecco Christopher con la sua pallina. Oggi Christopher è in campo, non c'è l'altro nostro numero 1 che è una macchina da guerra, la Giulia Rigoni, ma segna Christopher. Super canestro di Christopher che gioisce e quindi porta la propria squadra con altri 2 punti a 44-51. Meno 7 con in campo Berton, Beppe Castello, Silvia Segatti, Elia Trevisan e il numero 51 Fabio Gobbatto, nostro talentuoso playmaker. E ora vediamo il numero 34 del Zio Pino, che è marcato da Daniele Berton. Parte come una furia. Oh, ma peccato, sbaglia Elia, veramente sta facendo di tutto di più. Abbiamo una numero 5 in campo, una ragazza, la numero 55 Denis Sara. C'è stato un contatto a metà campo, cerchiamo di capire che cosa è successo. Abbiamo avuto un attimo il numero 37 Giuseppin Stefano si è lasciato andare dopo questo contatto, ha visto il proprio compagno a terra, ha reagito in maniera un po' così emotiva,
naturalmente anche in questo gioco qua tutti sono molto coinvolti e l'inclusività e la bellezza di questo sport è proprio la capacità di includere non solo a livello di tecnica ma anche di sentimenti, anche di emozioni. Daniele Berton, 2 tentativi ma domina il rimbalzo adesso Portogruaro con Fabio Gobatto, Beppe Castello, Trevisan Elia che va verso canestro, viene contrastato dal numero 37 ma nulla può contro la verve atletica di Elia Trevisan, che riporta la propria squadra a contatto. -6, manca 1 minuto e 47 alla fine del terzo quarto. Partita tiratissima, ricordo che poi seguirà un altro incontro con la squadra di Trieste e l'altra squadra di Udine di cui vi daremo poi notizia. Intanto seguiamo queste fasi concitate perché fischio diciamo dell'arbitro correttamente ma forse un po' troppo considerando che stanno attaccando questa area qui, direi che il fischio non è stato troppo fiscale, direi che è stato corretto. Numero 34 ma Daniele si oppone con tutta la sua strapotenza fisica. Qui c'è stato secondo me un contatto illegale perché il numero 57 è andato a difendere, a contrastare il numero 44, però gli arbitri hanno ritenuto che la palla probabilmente non fosse di proprietà di nessuno e quindi hanno lasciato correre, come è giusto che sia in questo sport. Altro tentativo di portaggio è andato a buon fine, il numero 57 dello zio Pino Marti Michele è riuscito a dare la palla a Pironio Swami, che ora avrà tentativi per realizzare. Swami vediamo è già in posizione col braccio, fa partire la propria pallina e purtroppo il tiro è stato realizzato con un buon tentativo, ma il secondo tentativo, attenzione, e questo, neanche questo va. Purtroppo siamo in una situazione di ancora +6 per la squadra di Udine, che ha preso questo vantaggio alla fine del secondo quarto, che ha tenuto questo vantaggio dalla fine del secondo quarto, e con effetto elastico sono andati +10/+11, anche se Portogruaro non ha mai mollato con questo ragazzo, il numero 44, Elia Trevisan, che va a portare la palla a Christopher. E Christopher avrà ora i suoi due tentativi, vede che fa con la mano segno all'arbitro, signor Moretto Leonardo, che chiamo signor Moretto Leonardo, ovviamente è mio fratello, ma in questo caso poco conta, è arbitro, e quindi anche se è presidente dell'Energy Basking, lui è comunque un arbitro, e comunque l'imparzialità, la sua imparzialità è fondamentale. Portata, eccola, canestro di Christopher, che porta la propria squadra molto molto vicino ormai. Siamo a -3 dalla squadra di Udine, che sta trovando serie difficoltà in attacco. Ora i 2-5 sono in panchina e abbiamo di nuovo ora un portaggio al pivot, sempre Swami che viene messa in condizioni di tirare. È stato Michele Pecile, il numero 34, a portare la palla alla propria compagna. Beppe Castello intanto si accomoda in panchina, rientra a
Aurora Tobia. Il numero 58 e la numero 55, che sono le due ragazze in questo momento in campo. Ah no, anzi scusate, c'è anche Silvia Segatti, quindi la numero 56 di Portogruaro e la 58 sono le due ragazze che Portogruaro schiera in questo momento, i due numeri 5 insieme a Elia, che va a prendersi un altro rimbalzo e ha un'energia questo ragazzo qua che è veramente impressionante, e riesce a dare una scossa alla squadra, è riuscito lui a dare una scossa alla squadra, e a 36 secondi dalla fine del terzo quarto il risultato è 48-51, meno 3, sempre molto a contatto. E ora abbiamo 50 con un tiro da 2 punti da parte di Christopher, che oggi sta veramente facendo, come si suol dire, pentole e coperchi. Christopher segna il suo tiro, va ad accomodarsi in panchina ed ecco che arriva il numero 22 Rossini Marco, nostro 22R Rossini Marco. Palla persa, Silvia Segatti, giocatrice ai tempi del Concordia Basket femminile, numero 57, penetra, subisce fallo di Aurora Tobia, figlia d'arte, ricordiamo papà, famosissimo giocatore di Postal Mobili Pordenone, San Donà, che ha giocato nella Serie A, nelle varie serie minori, cecchino infallibile. Aurora ha preso questa passione e l'ha portata oltre che sui campi di basket anche qui nel Basking Energy Portogruaro, e aiuta l'allenatrice Monica nella gestione degli allenamenti. Ragazza veramente studiosa, dedita allo sport e soprattutto allo sport inclusivo in questo caso. Attenzione, mancano 7, 6, fallo, portaggio, e a 5 secondi dalla fine Marco Rossini avrà la possibilità di fare un tiro. Ecco Marco che si posiziona, fa 2 palleggi, tiro, non va. Si conclude il quarto con Portogruaro che ha rimesso la testa avanti 52-51. Lo sforzo è stato tantissimo, però lo sforzo prodotto ha portato a un recupero che ha del prodigioso, perché la squadra è riuscita ad agganciare Zio Pino proprio alla fine del quarto, ed ora si prospetta un ultimo periodo veramente al fulmicotone, perché ci sarà sicuramente una formazione come quella di Zio Pino, molto tattica, abituata alle grandi sfide, che non mollerà un millimetro per portarsi a casa la partita. Vediamo Andriola che fa anche funzioni di coach, anche se viene assistito da Elisabetta Bellantuono. Coach Andriola saprà sicuramente come schierare i propri giocatori per portarli alla vittoria.
pubblico delle grandi occasioni oggi al Pala Lovisa. Pubblico folto, numeroso, ovviamente sono 4 le squadre che partecipano oggi, quindi ci sono i sostenitori delle 4 squadre, ma vediamo parecchie persone che sono venute anche per semplice curiosità, per interesse. Vediamo uno dei storici dirigenti del Portogruaro, Andrea Bolcato, carissimi amici ex giocatori che vengono anche solo per curiosità o per apprezzamento a questo. Abbiamo con noi qui anche il nostro carissimo amico Andrea Fattori, che è venuto a trovarci qui in postazione, grande estimatore del basking, lo sta seguendo da un po' di mesi. Speriamo anche di vederlo in campo un domani con la... No, la verità è che noi vogliamo portare il basking in un piccolo paesetto che è Ronchis, la Tisana, e veniamo qua a imparare, a chiedere consigli, e a breve vogliamo far partire la squadra. Siamo già in contatto col camp, con altri ragazzi che hanno voglia di fare il progetto, e siamo venuti qua a rubare consigli. Una bellissima notizia questa che mi stai dando, perché nella zona di Latisana è importante che ci sia una zona di sviluppo di questo sport, perché naturalmente più ci sono squadre, più abbiamo la possibilità di dare spazi a questi ragazzi, perché anche le strutture sono importanti. Non basta una struttura qualsiasi, ci deve essere una struttura che abbia dell'agibilità. Sì. Voi avete Noi abbiamo una piccola palestra, adesso con i vari sindaci, assessori stiamo cercando di trovare gli spazi giusti. Sì, guai, missione prioritaria, partire. Assolutamente partire, perché questa attività, il basking, ha due grandi mission, che la prima ovviamente è l'inclusività e la possibilità di far giocare tutti, e la seconda, secondo me, è anche quella di divulgare l'agonismo, il sano agonismo, cioè la capacità di giocare con agonismo in un rispetto totale di quelli che sono le potenzialità dei giocatori. Ecco, questo è fondamentale, quello che canestro di Beppe Castello, che con i suoi trascorsi qui a Portogruaro nelle giovanili poi ha dato questo contributo fondamentale per questa squadra. Si è anche lui appassionato tantissimo, gioca ed aiuta anche negli allenamenti, e Portogruaro si trova in vantaggio. Parte Furio la Furia, eccolo, sbaglia, attenzione, illegale, difesa illegale, viene fischiato dalla difesa illegale da parte di un giocatore, da parte del numero 56 da Verda, che manda Furio in lunetta per difesa illegale. Quindi in difesa illegale ci sarà tiro di chi ha subito il fallo, più la possibilità di anche giocare la palla. Furio sbaglia il primo tiro, secondo tiro a disposizione. Non va neanche questo, però c'è possesso della palla comunque da parte dell'Energy. Allora c'è un avvicinamento in campo, numero 27 della Zioppino, Ercole Riccardo, non vale. Penso sia stata un'infrazione da parte di Beppe nel palleggio. Adesso
Di Giusto Claudio, storico giocatore dello Zio Pino, passa la palla a Pecile Michele, no scusate, Giuseppin, 37 Giuseppin realizza canestro che porta a 54-58 a 5 minuti dalla fine. Di nuovo Rossini in lunetta e va Marco Rossini, oggi particolarmente ispirato, si rivolge ai propri tifosi e ormai la sua maglietta va a ruba anche con le firme autografe. Intanto Zio Pino non demorde e riporta, Furio ruba una palla, però purtroppo tiro, fallo, si ributta a canestro Di Giusto sul rimbalzo dopo il tiro di Giuseppin, e la squadra di Zio Pino avrà 2 tiri liberi con il numero 54. Vediamo ora gli allenatori, gli arbitri che stanno discutendo, non sappiamo benissimo di cosa, ma in ogni caso il risultato è che Di Giusto mette il primo tiro libero che porta a 55 contro i 60 di Energy. Secondo tiro libero, non c'è canestro, rimbalzo di Fabio Gobbatto, che fa un portaggio di nuovo a Marco Rossini, che avrà la possibilità di andare al tiro. Non va, ma prende il rimbalzo, riapre alla Silvia Segatti, molto bravo. Peccato Silvia, peccato, passaggio un po' lungo, Furio era praticamente da solo sotto canestro. Time out tecnico chiesto da tecnico chiesto penso da Zio Pino, quando mancano 4 minuti e 37 ci troviamo con 60 per Energy Portogruaro e 55 per Zio Pino. La partita è ancora tutta da giocare, perché a 4 minuti alla fine tante cose possono ancora succedere. Il vantaggio c'è, non è rassicurante, ma c'è. In questo momento la squadra può cercare di gestire difendendo al massimo. Penso sì, ora sì, assolutamente. Dove... Bene, a 4:31 possesso della palla per Zio Pino, che sta cercando ora un portaggio riuscito, e il numero 27 che fa canestro, Ercole Riccardo, mette 2 importantissimi punti per la propria squadra e il vantaggio scende a 3. Ed è Danielino, fantastico Daniele, fantastico. Quello che la legge della fisica non spiega, le spiega Daniele. Che poi la cosa incredibile è che riesce a tirare da 3. Oh, ragazzi, c'è una sfida fra numeri 3 che ha dell'incredibile.
ha dell'incredibile. Applausi, applausi, applausi veramente per entrambi, sia per Furio che per Peccile, che sono rubati la palla 2 volte. Bravi, veramente bravi. Canestro di Rachele che porta a 66, se non 65 a 57. Sono 8 i punti di vantaggio oggi, ora per la squadra dell'Energy. Numero 56 è veramente una forza della natura, tantissima roba questo ragazzo, anche per una squadra che non... E da questa parte però abbiamo un 4 che è tantissima roba. Elia è tanta roba, perché lui veramente riesce a produrre un'energia in campo che porta, trascina la squadra e dappertutto. Ragazzo ovunque, veramente una super giocatore. Vediamo che c'è stata un'invasione, quindi il secondo tiro non va. C'è una piccola spinta da parte del numero 56 verso il proprio compagno, diciamola un po' così, un aiutino che ancora a rimbalzo della squadra di Zio Pino sta producendo. No, non sono d'accordo con questa infrazione, assolutamente non sono d'accordo. L'infrazione è un vecchio cavallo di battaglia Signori, abbiamo assistito a un tiro da 3 da parte di Daniele Berton. Spacca la partita, mette 3 punti, si va a 70. È la Silvia Segatti che porta a 72 a 2 minuti e 37 dalla fine. Ora produrrà uno sforzo incredibile Zio Pino per cercare di recuperare questa partita che purtroppo sta mettendo male per loro. 2 punti importanti da parte di Ercole Riccardo, che riporta i suoi a 61. Manca l'altro 80 punti, avrebbe chiuso. No. Arbitro no. Va bene, va, ci sta un po' di compensazione per quella fischiata di prima. Ci sta. Era un intervento ruba palloni del nostro Arsenio Lupin del Parquet, Fabio Gobbatto, trascorso in Serie C. Ora trascina questa squadra, guida questo gruppo con la sua leadership, con la sua capacità di lettura in campo, di mettere sempre i palloni nel posto giusto. Intanto c'è un avvicendamento nell'area protetta, entra il numero 22 Venturini Maurice, numero 54, ecco, Daverda che riporta a Maurice la palla. Anche questo è un ottimo tiratore, una mano ma ha una buona precisione solitamente al tiro. Di Giusto che va a cercare Gloria e la trova con 2 punti, diciamo abbastanza facili perché non molto contestati. Elia, vediamo ora la scelta del giovane, cercherà di portare la palla e ci riesce. Mancino terribile, riesce a portare la palla a Rachele, che adesso con tutta la calma del mondo 2 palleggi e 2 punti. Addirittura segna anche sul canestro sotto, non è valido, è sempre un bel vedere. Allora ci portiamo a 1 minuto e 30 con 74-63 per Energy, che cerca di difendere l'area, ma di nuovo Maurice al tiro, non fa canestro, ma c'è di nuovo portaggio per Maurice che cerca la palla dall'angolo, cerca i 3 punti dall'angolino, una mano e non va, peccato. Riesce, secondo tentativo. Ah no, ok, sembrava di aver visto, infatti c'era un tentativo di Silvia Segatti. Rientrano, Maurice va di nuovo all'angolino per altri 3 punti, vediamo se riesce a portare a casa ora.
tiro dall'angolo molto difficile. Silvia Segatti ruba palla, ma commettono fallo, e quindi a 51 secondi dalla fine, 74-63, partita che sta andando tranquillamente nei binari più consoni all'Energy. Sta cercando di portare a casa una partita che chiaramente non era facile sulla carta e non lo si è rivelato sui fatti. Silvia Segatti, memore degli insegnamenti del suo vecchio coach, mette il primo tiro e purtroppo sbaglia il secondo. Portaggio al volo, quindi con passaggio laterale, tiro del numero di Maurice, non va, recuperata la palla. Rimessa della squadra in maglia nera dell'Energy, palla a Danielino che riprova, tiro da 3, signori, basta, si chiude la partita, mette in ghiaccio Daniele con la seconda bomba. Scusate l'emozione, ho gli occhi lucidi, non riesco a trattenere l'emozione per questo ragazzo. Signori, cosa vi devo dire? C'è Furio che purtroppo perde palla, cerca il recupero, ma il suo avversario e la palla la tiene, la porta a Rachele per l'ultimo tiro, quello che dovrebbe sancire la vittoria. Ecco che suona la sirena, Rachele non la mette, ma signori è vittoria, 73-63, 10 punti la squadra Energy. Sbanca il proprio palazzetto. Chi è la telecronaca? Maurizio Moretto che vi saluta, ricordando la prossima partita che ci sarà sempre fra pochissimi minuti qui al Palalovisa, sempre per il girone della sessione territoriale del FVG, per il girone di Coppa Italia. Vediamo il saluto a metà campo delle due squadre che hanno lottato veramente una partita intensa, piacevole, bella sotto tutti i punti di vista, anche tecnico, perché abbiamo visto delle giocate molto interessanti dal punto di vista tecnico e tattico, e i complimenti veramente ai due allenatori e alle loro squadre, perché hanno saputo interpretare nel modo migliore questa disfida che è andata a finire con la vittoria dell'Energy Portogruaro, vittoria che rilancia le ambizioni di questa squadra che l'anno scorso è stata campione della sezione territoriale regionale qui in Friuli, e ha la possibilità di arrivare anche quest'anno a grandi risultati. Intanto giochiamo, intanto si vince, intanto c'è gruppo, il gruppo è molto numeroso. Oggi praticamente l'altra metà della squadra è fuori sugli spalti, che incita, che ha fatto il tifo per i propri compagni, e la squadra c'è, il gruppo c'è, gli allenamenti sono sempre molto intensi. Oggi la squadra ha vinto soprattutto perché ci ha creduto e perché ha avuto un MVP, non ho dubbi, non ho perplessità, è Elia Trevisan, e coadiuvato nel finale da un grande tiratore, è il tirador Daniele Berton. Signori, grazie ancora per averci seguito, alla prossima.
Dai, dobbiamo.
Eccoci alla seconda partita di questa giornata. Dopo l'esaltante prima partita abbiamo lo scontro fra Zio Pino e Baschi Interclub Muggia. Vi prego di accogliere con un grande applauso i ragazzi di Zio Pino alla mia sinistra per il numero 55 per il Nicolò. Con il numero 54 Nicola Mattia, con il numero 52 Asprini Gabriele, con il numero 51 Travisani Lenia, con il numero 56 Floriani Mirko, con il numero 46 Tabir Ali, con il numero 44 Conoscenti Emma, con il numero 45 Zampa Pamela, con il numero 36 Floriani Alessandro, con il numero 33 Gaia Gaia, con il numero 35 Zaffa Riccardo, con il numero 21 Giannini Anna, con il numero 25 Luci Cristian, con il numero 20 Angela, allenatore Floriani Mirko, vice allenatore Bellacore Elisabetta. E alla mia destra Baschi Interclub Muggia, con il numero 57 Giovanni Piero, con il numero 55 Prez Anna Paola, con il numero 54 Prez Chiara Laura, con il numero 53 Pedonzani Michela, con il numero 44 Bologna Federico, con il numero 43 Prez Fabrizio, con il numero 42 D'Ambrosi Gabriella, con il numero 34 Iannis Gian Maria, con il numero 33 Eco Normale Andrea, con il numero 32 Vecchietto Cinzia, con il numero 25 Conatman Patrizia, con il numero 23 Brunello Gloria, con il numero 22 Loredana Andrea, con il numero 21 Turetta Gabriele, coach Prez Chiara Laura, vice Prez Fabrizio. Gli arbitri dell'incontro saranno Martino Maria Grazia e Paolino Alessandro. Buona partita a tutti.
Eccoci al secondo match della giornata fra Interclub Muggia con la maglia, con la divisa blu, e il Zio Pino Team Magic con divisa bianca. Attualmente il risultato è di 4-2 a favore di Interclub Muggia, mentre attacca Zio Pino con progressione del numero 5. Vediamo il palleggio, passaggio sotto, fischio degli arbitri, fallo del 43 di Interclub Muggia e 2 tiri liberi per Zio Pino Magic. Il fallo è del Prelz Fabrizio. La prima partita si è conclusa con la incredibile vittoria dell'Energy Baskin, con un recupero nel terzo quarto che ha mandato in visibilio il nostro pubblico, assiepato sulle tribune del Pala Lovisa, con una grandissima vittoria fatta di difesa e soprattutto di concentrazione, condita dalle 2 bombe di Daniele che ha messo alla fine, che hanno strappato applausi a scena aperta. Intanto Interclub Muggia va al pivot, ma l'arbitro fischia e va ad annullare il tiro libero per invasione del numero 44 di Interclub. L'arbitro chiarisce con i giocatori che ovviamente il tutor, chi ha portato la palla dentro, non può sostare dentro l'area e quindi deve spostarsi al di fuori quando il proprio compagno scocca il tiro. Ora ci sarà la rimessa di Zio Pino, un contrasto tra 3, contrasto sotto canestro, rimbalzo di Zio Pino, apertura, intercetto di Interclub Muggia e rimessa ancora di Zio Pino Magic. Il risultato al momento appunto ristagna su un 4-2 a favore dell'Interclub Muggia, del Basque Interclub Muggia, che ora va alla rimessa. Diciamo che Interclub Muggia è la squadra del campionato con più quote rosa, e fra tutte le squadre c'è maggior partecipazione appunto di donne. Vediamo che il tiro del pivot, ecco, viene annullato perché il pivot, una volta tirato, deve prendere il rimbalzo ma solo all'interno dell'area, non può raccogliere la palla se rimane fuori dell'area. Rimessa per Zio Pino Magic, altro chiarimento con l'arbitro. Vediamo che c'è una discussione, ma eccoci, rimessa, si va alla rimessa. I 5 ricordiamo che sono dei giocatori di basket e quindi rispondono alle regole del basket e non possono ovviamente difendere su numeri inferiori. Percussione e canestro, e quindi andiamo, ecco, il vantaggio è per Zio Pino Magic che si porta sul 6-2. Basque Interclub Muggia, diciamo che è una formazione che si è appena neocostituita quest'anno, mentre Zio Pino può già contare su un'esperienza precedente. Il Basque Interclub Muggia sono le prime partite che affronta ed è per questo che magari sembra un po' più inesperto, però i giocatori sono molto volonterosi e bravi. Canestro del numero 4 e quindi accorcia le distanze. Vediamo il pubblico da Muggia che è arrivato numeroso e che fa un bel tifo. Il 3 di Zio Pino in percussione e canestro. Ricordiamo che i canestri dei 3 valgono appunto 3 punti ogni volta che segna, sono considerati appunto 3 punti. Entra in area, l'arbitro comincia a contare, ci sono 7 secondi per scoccare il tiro perché il pivot in questo caso è un 2R, che significa 2 rapido, e quindi non ha 10 secondi ma 7 per scoccare il tiro. Quindi sta allungando Zio Pino, siamo 11-4. Viene tolto la R perché il 22 di Zio Pino non è un 2 normale, non rapido.
quindi avrà 10 secondi per scoccare il tiro. Vediamo che la numero 52 di Zio Pino, esattamente Prelz Chiara Laura, entra in area protetta, e il 25 Colomban Patrizia mette il canestro, e sono 2 punti anche per Interclub Muggia, parziale sull'11-6 a favore di Zio Pino. Vediamo la tecnica, la tattica diciamo di Zio Pino, che passa la palla al 3, che sa palleggiare molto bene e va in percussione, infatti si fa tutto il campo. Adesso però gli è stata rubata la palla, lancio lungo per il 44 che va a canestro ancora, e Zio Pino e Interclub Muggia accorcia. Ora c'è un scambio fra i 2-5 di Zio Pino Magic. Vediamo il tentativo, e si ripassa la palla al 3 che va a tirare. Ecco, questo può tirare ovviamente anche sull'area piccola. Vediamo la scelta astuta del numero 54 di Zio Pino, che ha fatto rimbalzare la palla sulla coscia del 57 di Interclub Muggia, e la palla appunto la rimessa è ancora per Zio Pino. Vediamo il numero 36 che entrava in area, palla al pivot, e canestro del numero 22 del Zio Pino Magic, che allunga sul parziale di 13-8. Rimessa ancora a favore di Baschi Interclub Muggia. Passaggio lungo che bravissima, finta di andare verso l'area protetta, fa una virata e si fionda a canestro senza difesa, e mette 2 punti per Baschi Interclub Muggia. Vediamo che Zio Pino Magic usa molto i 5 per andare in percussione, passaggio al 4, l'altro 5, vediamo un'ottima scelta, un sottomano che viola la retina, bel ribaltamento da parte di Baschi Interclub Muggia, che però commette un'infrazione. L'arbitro fischia palla accompagnata, e pertanto la palla cambia possesso e va a favore di Zio Pino Magic. Il coach spiega al giocatore che non si può accompagnare, non si può mettere la palla durante il palleggio sotto la stessa, perché altrimenti viene fischiata infrazione di palla accompagnata. Il numero 55 fa rimessa verso il 51. Vediamo intanto la disposizione delle 2 formazioni. Zio Pino va ancora in area protetta nel frattempo e sfrutta molto i pivot. Numero 22 che però sbaglia, va a rimbalzo e adesso deve passarla fuori. Perfetto, fa un bel passaggio al 4 di Zio Pino, ed ora anche Interclub Muggia va verso l'area protetta. Numero 25 non palleggia, ecco che gli arbitri se ne accorgono, perché il pivot prima di scoccare il tiro deve effettuare 2 palleggi e poi può tirare. In questo caso non è stati fatti, è stata sanzionata anche se non era entrato comunque il tiro. Vediamo nel frattempo appunto che la percussione del 55 di Zio Pino, che va a canestro, subisce anche il fallo e mette 2 punti più l'accessorio tiro libero. Stavo dicendo precedentemente della tattica delle 2 formazioni che giocano con 2-5, Zio Pino 2-5, 2-4, un 3, e risponde Baschi Interclub Muggia sempre con 2-5, 2-4 e un 3. Diciamo che intanto Zio Pino mette anche il tiro libero aggiuntivo. Questo si possono mescolare appunto le squadre e i numeri in campo, sono scelte tattiche. L'unica cosa da rispettare è che
il valore complessivo non deve superare mai il 23, il numero complessivo dei giocatori in campo non deve superare il 23. Passaggio al pivot di Interclub Muggia, questo ragazzo che bellissimo canestro, anche la tecnica di Turretta è molto Turretta Gabriele, un bellissimo tiro, una bellissima meccanica di tiro, contatto fra 5 ma nell'ambito del gioco del basket, quindi non viene sanzionato. Un bellissimo intercetto di questo, per la fine un bellissimo intercetto, ruba palla e mette 2 punti a fil di sirena, come si suol dire, Basket Interclub Muggia, e chiude su un parziale di 18-14 a favore di Zio Pino Magic. Dicevo prima che l'obbligatorietà è che ci siano almeno 2-5 in campo e che ci sia almeno un maschio o almeno una femmina sempre in campo, quindi è sempre per la garanzia di equità di gioco e di inclusività. Devono essere rappresentati, diciamo, tutti i ruoli e tutti i generi. Ripeto, la somma complessiva dei giocatori in campo non può superare i 23. Infatti abbiamo visto nella partita precedente a un certo punto Zio Pino ha messo in campo 3-5 e 2-3 e quindi rinunciando a un 4 è un'arma tattica che a volte paga e a volte no, però diciamo che ci sono molti tatticismi in questo gioco e bisogna valutare in pratica le specificità dei giocatori che si ha. In base a queste specificità si possono selezionare e mescolare i quintetti. Siamo pronti per riprendere il secondo quarto sempre ben condotto dagli arbitri Nardin e Faurlin, che stanno fischiando molto saggiamente. I contatti vengono sanzionati, si ricorda che fra i 5 è proprio il contatto quello del basket, e quindi rispettando le regole del gioco del basket, mentre tra gli altri giocatori dipende appunto il tipo di giocatore che è in campo, perché bisogna stare attenti a quale tipo di contatto si effettua. Vediamo che il capitano dello Zio Pino spiega al pivot come comportarsi una volta che riceve la palla. C'è la contesa fra i 2-4. Infatti non possono far contese ai 2-4, ma devono far contese ai 2-5. L'arbitro li ha subito modificati. Zio Pino va al primo tiro ma fallisce. Basket Interclub Muggia, molto bene il numero 34 che va ancora dal proprio pivot, Turretta Gabriele, che abbiamo visto prima segnare con una bellissima meccanica di tiro. Questa volta purtroppo sbaglia, ma aveva ha selezionato un tiro, ma il proprio pivot gli ha consegnato la palla. Rimbalzo di Zio Pino, che ha ancora 2-5, 2-4, 1-3. Un po' di tonnara sotto campo, sotto canestro. Adesso un bellissimo duello fra 4. Bomba di Basket Interclub Muggia, ma il rimbalzo viene perso. Adesso grande recupero e palla al pivot. Si contano i secondi, anche in questo caso siamo in presenza di un 2T. Sono 7 i secondi. Canestrone del numero 25 che porta il punteggio sul 20-14 appunto a favore di Zio Pino Magic. Rimessa di Basket Interclub Muggia. Che se la passano sotto canestro. Numero 42, passaggi fra 4, palla, un po' di confusione in campo, rimessa a favore di
Basket Interclub Muggia. Che sbaglia da sotto ma riprende il rimbalzo, sbaglia ancora purtroppo. Recupero. Basket Interclub Muggia entra in campo. Ricordiamo che Turretta è tra l'altro anche un 2T, significa che è un 2 che tira con il tutor. Il suo tutor è chi gli ha passato la palla, che è il numero 52. Se ci fosse stato un rimbalzo gli avrebbe ripassato la palla e poi il 2 l'avrebbe ripassata fuori. Purtroppo il tiro non ha sfiorato nulla, è andato direttamente fuori e quindi non c'è stata rimessa. Adesso la rimessa in gioco sarà a favore di Zio Pino Magic. Rimessa da parte del 58 di Zio Pino. Duettano a centrocampo fra 5 e 4, la percussione del numero 4, passaggi, rimbalzo un po' caotico, rimessa per Zio Pino. I Magic sono ancora in attacco, bellissimo il passaggio sotto trovato, purtroppo ha perso la palla. Interclub Muggia va ancora in area. Il numero 4 ha fatto, siamo di nuovo a un 2 con tutor. Adesso vediamo il tiro, adesso il suo tutor va in campo, il tiratore entra e adesso può effettuare il passaggio fuori al proprio. Di nuovo va a fare un tiro, il tutor diventa in questo caso il numero 34 che andrà a rimbalzo nel caso il numero 22 non facesse canestro. Vediamo il tiro, non c'è canestro, la palla viene persa, purtroppo non c'è possesso del numero 34 e quindi diventerà rimessa per Zio Pino Magic. Zio Pino Magic rimette verso il numero 45 che va subito in area protetta verso il 2R, il 2 rapido che avrà 7 secondi per scoccare il tiro. Vediamolo, non riesce a entrare. Il numero 58 intercetta e diventa rimessa per il numero 54 di Basket Interclub Muggia. I triestini vanno ancora in area protetta e il 44 diventa tutor del 22 che farà il tiro dalla posizionamento. Ricordiamo che nei tiri dei pivot vengono, tra l'altro non c'è canestro, passaggio al pivot che la passa fuori. Ricordiamo che prima dell'inizio della partita c'è sempre un posizionamento delle sezioni dove il pivot potrà tirare. In questo caso il pivot aveva passato la palla fuori al 34 che non può rientrare subito in area senza aver fatto prima un passaggio. Infatti abbiamo notato che il portaggio in questo caso è stato annullato perché il 34 aveva appena ricevuto la palla dal 22 ed è tornato in area per fargli fare un altro tiro. Questa cosa non si può fare e quindi il tiro è stato cancellato dagli arbitri, giustamente dagli arbitri. Il passaggio sotto, vediamo che questo scontro fra numeri 3, vediamo Gaia che vuole andare verso canestro, ma il tiro viene fatto il portaggio verso il 22, il 34 è il suo tutor. Vediamo adesso Andrea al tiro. Andrea fa canestro per la felicità in tribuna della mamma che lo segue ed ora c'è rimessa per Zio Pino Magic. Intanto il parziale di 20-16 sempre a favore di Zio Pino. Ora Zio Pino in percussione del numero 5. Ricordiamo che i 5 hanno 3 tentativi a quarto mentre tutti gli altri giocatori hanno 3 canestri a quarto. Piccolo incidente di gioco per Gaia che però si rialza stoicamente e rientra in campo, il numero 33 di Zio Pino. Però questa volta Andrea sbaglia, entra in campo, prende la palla e la può passare alla propria compagna. Adesso a differenza di prima
il numero 34 può rientrare in campo perché ha ricevuto il passaggio del proprio compagno di squadra. Andrea di nuovo al tiro, questa volta purtroppo sbaglia, la palla non può andare fuori dall'area senza essere stata raccolta prima dal tutor, in questo caso è andata fuori direttamente e il tiro viene annullato. Cambio di pivot, entra il numero 23 al posto del numero 22, è rimessa per Zio Pino, viene tolto il 2T ed ora compare la scritta 2R. Ricordiamo che il pivot in questo caso ha 7 secondi per scoccare il tiro una volta che gli è stata consegnata la palla, anzi una volta che il compagno di squadra entra in area con la palla. Canestro del numero 45, direi canestrissimo del numero 45 perché ha tirato da una posizione difficile anche per dei giocatori di basket. Bella difesa fra 5. Il numero 34 va a rimbalzo del numero 44. Ci sono 7 secondi da quando il 52 è entrato in area. Vediamo l'arbitro che conta, però arriviamo lo stesso al tiro e anche al canestro. A 2:16 dalla fine dall'intervallo lungo c'è ancora una percussione di Basque Interclub Muggia, i giuliani ancora in attacco, palla sotto, bella virata, bel reverse per il numero 34 ma non riesce a segnare. C'è ancora il 52 di Zio Pino che adesso vuole andare verso l'area, si gira, il 55 va in attacco e va a farsi, no, era andato a canestro ma non è riuscito, passaggio fra 5 ma errore e palla per Zio Pino Magic. Rimessa laterale, a questo punto potrebbe fare facilmente un portaggio direttamente in area, fischio del tavolo e cambio per Zio Pino. Ricordiamo che il 43 potrebbe raccogliere a questo punto il passaggio, la consegna della palla dall'arbitro e andare direttamente senza fare un passaggio a 10 secondi per poter fare un'azione, andare direttamente in zona protetta e passare la palla al pivot. È un'azione che si vede raramente ma è un'azione che mette in difficoltà, eccola qua, neanche l'avessimo chiamata. Il numero 45 è stato furbo perché è entrato direttamente. Questa azione si può fare senza fare un passaggio a 10 secondi. Purtroppo il numero 25 ha superato i 7 secondi e viene cancellata l'azione di tiro perché ha fatto passare più di 7 secondi per scoccare il tiro. Siamo a 1:29 dalla fine del secondo quarto con più 10 a favore di Zio Pino, 26-16. Basque Interclub Muggia si sta comunque difendendo molto bene, è una formazione che ha dei giocatori molto interessanti, effettua delle belle giocate, c'è stata un'indecisione fra gli arbitri, ora un tentativo del numero 44, palla dentro, palla fuori, contatto fra 3 ed ora la 32 di Zio Pino viaggia indisturbata verso canestro perché nessuno può ostacolarla. Grande canestro che vale 3 punti. Cambio del numero 33, esce Gaia ed entra il numero 35 di Zio Pino Magic. Rimessa a punto per Zio Pino a 58 secondi dalla fine. Ricordiamo che non ci sono limiti di tempo nell'azione, intanto piede del numero 42, ricordiamo che questo fallo vale per tutti, intanto c'è un minuto di time out. Ricordiamo che il fallo di piede viene sanzionato comunque fra tutti i ruoli, sia 3, sia 4, sia 5, perché è universale come regola, non si può toccare la palla con il piede, altrimenti viene persa e consegnata agli avversari. Minuto da parte del coach di Basque Interclub Muggia per riorganizzare il team. Adesso siamo
stanno accorciando un po' il divario, siamo a -7, 19-16, e comunque al di là delle aspettative, perché Basque Inter Club Muggia, ricordiamo, è una neocostituita e sta ben figurando nella Coppa Italia di Baskin Friuli. La prossima, fra 15 giorni ci sarà un altro concentramento proprio a Muggia, dove vedremo impegnate ancora la nostra formazione del Baskin Energy Portogruaro. Ecco i giocatori che rientrano in campo, vediamo quale tattica avrà messo in atto il coach del Basque Inter Club Muggia, anche se la rimessa in questo momento è a favore di Zio Pino. Viene cambiato il pivot e quindi non è più un 2 rapido. Zio Pino alla rimessa, numero 54, scambio fra 5. Va sotto canestro, 2 tiri dei 5, 2 tentativi, che il numero 54 ha fatto finta di tiro, è andato a prendersi il fallo ma non ha messo il canestro, quindi avrà 2 tiri liberi. Ricordiamo che il fallo sul tiro vale per il 5 come tentativo di tiro e pertanto va a eliminare uno dei 3 tiri del numero 5. Primo tiro sbagliato, ne ha un secondo, sbagliato anche il secondo, però va a prendersi il rimbalzo. Mancano 34 secondi alla fine, scambio fra 5, si distrae la difesa, si va verso l'area protetta, la numero ruba palla, rilancio per l'attacco, la numero 52 entra in area e mette in gioco un 2 rapido, ricordiamo sono 7 secondi, ecco al tiro e quasi canestro, va a prendersi il rimbalzo, ora 2R che entra in area, abbiamo il tiro, ancora il tiro, da poter scoccare il tiro anche se non c'è più rimbalzo e non c'è canestro, e ora si va all'intervallo lungo di 5 minuti con un parziale di 26-19 a favore di Zio Pino Magic. Ben si sta difendendo Basque Inter Club Muggia, ci rivediamo fra 6 minuti.
qualsiasi ruolo, allora
Siamo pronti per la ripresa del gioco dopo l'intervallo lungo. Ricordiamo il parziale 26-19 a favore di Zio Pino Magic. Arbitro già schierato in centro. Vediamo le formazioni. Il totale di Basket Interclub Muggia è 5 più 5 più 4, 18, 21, 23. Perfetti, perfettissimi. Mentre per Zio Pino è 5 più 5 più 4 più 4 più 3 più 2 e siamo perfetti, 23 a ciascuno. Gioco e sì, le squadre hanno cambiato campo ovviamente. Attacco a favore ed ecco subito che Basket Interclub Muggia entra in area protetta e mette in gioco il 23 che è un 2R. La palla rimbalza fuori. Zio Pino in attacco, rimbalzo del numero 44, la palla arriva fuori e il numero 36 va, diciamo, vediamo che il difensore di Basket Interclub Muggia aveva il piede dentro e quindi viene sanzionato. C'è il portaggio, anzi c'è la palla, la rimessa a favore di Zio Pino e canestro da sotto, quasi non se n'era accorto, rimessa da sotto canestro di Basket Interclub Muggia. Ricordiamo che la rimessa la deve fare il numero 5 ed ecco che il numero 57 si fa tutto il campo, un bellissimo assist sotto canestro e 3 punti per Basket Interclub Muggia. Molto bella questa azione, sembrava costruita dal coach ed ecco che finta verso l'area protetta. Ora passaggio all'altro 5 che va verso l'area, fallo del numero 43 di Basket Interclub Muggia e vediamo che l'arbitro sanziona un fallo ma rimessa dal fondo, rimessa del Zio Pino. Scambio fra 4, palla al 5, bello questo tiro, rimbalzone del numero 55, scontro fra ragazze, la palla viene rubata dal numero 44 ed ecco che il 2R va verso il tiro e sono 2 puntissimi per il numero 21 di Zio Pino. Molto bene, rimessa di Basket Interclub Muggia. Vediamo che questo 5 si fa tutto il campo e va verso canestro subendo fallo e questi sono 2 tiri liberi perché il fallo era sul tiro. Nardin consegna la palla al giocatore che mette il primo tiro e accorcia le distanze sul 23-30. Vediamo il secondo che non va, rimbalzo di Zio Pino Magic, il numero 52 va a difendere sul numero 45 e giustamente l'arbitro Nardin sanziona con un fallo illegale, cioè un numero non può difendere sul numero inferiore, quindi il 5 non può difendere sul 4, il 4 non può difendere sul 3 e il 5 sul 3 ovviamente. Questo decreta 2 tiri liberi senza rimbalzo a favore dello stesso giocatore, in questo caso la numero 43, numero 45 e il secondo tiro libero non va, però la rimessa rimane a favore di Zio Pino, quindi la difesa illegale sanziona 2 tiri liberi e più la rimessa dal lato. Vediamo la rimessa da parte di Zio Pino che va verso a giocare ancora col pivot, questo pivot a mano felice fino adesso e conferma lo stato di grazia di questa domenica, mette un altro canestrissimo. Ora rimessa di Basket Interclub Muggia. Diciamo che il 21 di Zio Pino sta scavando
un solco quasi incolmabile in questo momento. Baschi Interclub Muggia va ancora in area protetta e il 23 va a fare il tiro del 2 rapido, mette subito un canestrissimo e accorcia ancora le distanze, 25-32 per il -7, rimessa per Zio Pino Magic. Diciamo che le difese in questo caso non sono arcigne, si scambia facilmente, tiro da fuori ma errore e fallo del numero 36 di Zio Pino Magic, che Floreani Alessandro, rimessa per Baschi Interclub Muggia. Il numero 43 Prelz Fabrizio va passa al compagno che va in percussione, mette altri 2 punti, finalmente si sta riavvicinando, siamo al -5. Zio Pino in attacco, ed ora ricordiamo che il 5 maschio non può difendere sul 5 femmina, ma non ostacolare il tiro con le braccia alte, quindi una volta che il 5 femmina va al tiro deve assolutamente abbassare le mani, altrimenti si decreta la difesa illegale. 2 tiri liberi a favore del 52 di Baschi Interclub Muggia, mette il primo, grandissima tecnica di tiro, vediamo che è sicuramente stata una giocatrice di basket di alto livello. Secondo tiro e altro ciuff, tecnica sopraffina e risultato eccellente. Altra rimessa di Muggia, che si sta minuto di time out a favore di Zio Pino, che sente il fiato sul collo da parte di Baschi Interclub Muggia, mai è stata così vicina. -3 a 4:58 dalla fine del terzo quarto. Pronti a rientrare in campo, chiarimento al tavolo, si discute probabilmente del numero dei falli. Importante è che non ci sia nessuna tensione, perché questo gioco è meraviglioso proprio per quello, perché si differenzia da tutti gli altri sport, perché c'è un sano agonismo, si gioca ma poi ci si dà la mano e ci si abbraccia e si fa festa tutti assieme. C'è forse si dovrebbe chiarire più velocemente per non far stagnare il gioco, ma diciamo che ci si sta spiegando probabilmente anche il regolamento. Il tavolo è tutto messo a disposizione da chi ospita,
quindi dall'Energy Baskin da Portogruaro, tutti i volontari di Portogruaro che approfittiamo per ringraziare, tutti coloro che partecipano a questo gioco giocandoci nei vari ruoli, spettatore, supporter, chi dà un contributo al di fuori del campo, i giocatori, le famiglie e i volontari. Bellissima famiglia quella dell'Energy che si sta via via ingrossando ogni giorno di più, ogni giorno arrivano dei giocatori diversi e tutti quanti vengono integrati e amabilmente fanno parte del nostro team. Ecco che gli arbitri fanno notare che il Baskin Zio Pino aveva un giocatore in più ed ora finalmente si riprende il gioco. Altra percussione da parte del 5 di Baskinter Club Muggia, ma purtroppo senza successo, e si va per la terza volta dal pivot. Ricordiamo che se il 21 dovesse segnare ancora sarebbe il terzo canestro, e lo è, e quindi sarà obbligato il cambio perché si possono fare al massimo 3 canestri per ogni quarto. E così è, infatti eravamo stati buoni profeti, il numero 21 viene sostituito dal numero 22 che non è un 2R e quindi viene tolto dal canestro, dal sostegno del canestro la lettera R, e quindi si va alla rimessa per Baskinter Club Muggia. 2 giocatrici, bellissima questa compagine femminile del Baskinter Club Muggia. Intercetto da parte di Zio Pino, che va ancora in area protetta e va a mettere in gioco il numero 22, che ricordiamo a 10 secondi. No, non va al tiro, va a rimbalzo, adesso deve passarla a un compagno di squadra, numero 44, che va in giro con il pallone. Ora lo passa al 54, che torna in area protetta per un secondo tentativo del numero 22. 2 palleggi sul posto correttamente, tiro, e questa volta ma purtroppo la palla viene presa dal numero 22, ma quando è fuori dall'area protetta, e quindi la rimessa passa regolarmente al Baskinter Club Muggia, che effettua appunto la rimessa in gioco. Il numero 43 va a sfruttare il pivot, il proprio compagno di squadra, che si posiziona fuori, 2 palleggi e gran tiro e canestro per il -3, di nuovo a -3 Baskinter Club Muggia, riaccorcia le distanze. Vediamo il numero 55 che duettano, i 2-5 per andare, il tentativo è chiaro, quello di andare in area protetta. Ora passa la palla al 4, ma viene shippato. Vediamo il numero 5. E il numero 4 va ancora in area protetta, sfruttano i pivot che sono in giornata di grazia. Vediamolo col suo sorrisone e mette il secondo tiro, addirittura in Baskinter Club Muggia, -1. Rimessa di Zio Pino Magic, che gioca duetta fra 5, adesso con la palla ad Alessandro però sbaglia area protetta, adesso fa una bellissima piroetta, va verso l'attacco, tira ma non sfiora il canestro, ed ora c'è un lancio in attacco e ancora dal pivot. Se questo tiro del pivot dovesse andare di nuovo a canestro dovrebbero cambiarlo, e così è infatti, e viene sostituito perché ha già velocissimamente fatto 3 canestri. Nel frattempo Zio Pino ha messo la testa, Baskinter Club Muggia, scusatemi, ha messo la testa avanti addirittura per il primo vantaggio del match, 35-34, per la felicità quasi incontenibile dei giuliani. Ora Zio Pino, abbiamo il 58 che va in giro per il campo, cercano di andare in area protetta, il difensore ha fatto invasione, pertanto ci sarà portaggio da parte di Zio Pino. Il portaggio consiste nell'entrare, scusatemi, c'è una rimessa laterale,
58 va in attacco, va verso canestro, bellissimo reverse che mette 2 punti per il nuovo vantaggio di Zio Pino. Bellissima questa partita con continui stravolgimenti, palla al 2 che è un 2T, cioè significa un 2 con tutor, effettuerà il proprio tiro il numero 21 dei Giuliani e poi il rimbalzo sarà del numero 42, ma purtroppo la palla finisce fuori e non c'è stato rimbalzo da parte del 52, pertanto è rimessa a favore di Zio Pino. Zio Pino rimette a centrocampo a favore di un 4, la palla finisce dentro ma purtroppo non col palleggio, pertanto rimessa a favore di Basque Interclub Muggia. Rimessa a centrocampo, purtroppo ha perso la palla. Ha perso la palla e pertanto c'è rimessa da parte di Zio Pino. In questo momento ci sono continue palle perse, però ricordiamo che bellissima questa difesa. Il numero 42 ha tagliato l'area per andare a difendere e questo non si può fare, pertanto c'è il famoso portaggio da parte del 44 che entrerà in area e metterà in gioco il numero 22 che farà 2 palleggi, eccoli là, pronta per il tiro e canestro per un mini allungo da parte di Zio Pino che va sul +3. Rimessa, a questo punto manca 1,55 alla fine del terzo quarto. La rimessa è per Basque Interclub Muggia che fa un lancio lungo, vede il 32 dimenticato, si può andare al pareggio e così è, pareggio, partita tiratissima sul 38 pari. Cambio in questo momento per Zio Pino. La cosa non si sarebbe potuta fare, ma si chiude un occhio a volte, perché ricordiamo che il cambio si può fare solo su un'interruzione decretata da un arbitro e quindi su un fallo o su una rimessa, non su canestro segnato. Ma tant'è, ormai il cambio è fatto e quindi si ricomincia con la rimessa da 5-5 a favore di Zio Pino, che sfrutta il 3 ma che è difeso in maniera arcigna da un altro 3. Ora il sottomano, ma fallo del 55 di Basque Interclub Muggia, che subito si accusa dello stesso alzando la mano in maniera molto sportiva, e quindi ci saranno 2 tiri liberi per il 54 di Zio Pino. Ricordiamo che il risultato staziona sul 38 pari, quindi la partita è veramente tirata, bellissima dal punto di vista agonistico. 2 tiri liberi, non c'è rimbalzo sul primo ovviamente e non la mette però, e quindi ancora pari. Secondo tiro libero con rimbalzo, vediamo che i giocatori già si preparano ad entrare in area per prendere il rimbalzo, però sto giro la mette, quindi +1 Zio Pino. Entra di nuovo in area protetta il numero 43, sarà il tutor del numero 21 e quindi sarà l'unico legittimato ad entrare in area dopo il tiro. Vediamo che il tiro però non serve perché la mette, quindi controsorpasso da parte di Basque Interclub Muggia. Altro avvicendamento in casa friulana, entra il numero 52 scusatemi, giovane ragazzo, sicuramente farà parte di qualche squadra giovanile della zona di Udine, e quindi vediamo che Udine scompagina l'equilibrio in campo, mette in campo 3-5 e 2-3 e quindi diventa difficilmente marcabile da parte dei Giuliani. Vediamo quale sarà la dinamica, perché ci sarà sempre un 5 libero ovviamente e quindi ci sarà maggior palleggio in area, però il Basque Interclub Muggia, fallo del numero 43 purtroppo, e che si accusa del fallo, chiede anche il cambio probabilmente perché sarà forse il quinto fallo. Vediamo cosa viene sanzionato dal tavolo.
cosa indicato dal tavolo, ed è il quarto fallo, anzi, da parte del 43. 2 tiri liberi da parte del 58, il primo messo molto bene e siamo sul 40 pari. C'è un chiarimento al tavolo. Ecco, si sono chiariti ed ora il 58, fra i sorrisi generali e la tensione zero, torna a farsi il secondo tiro libero. Vediamo che nonostante la deconcentrazione mette anche il secondo con grande tranquillità e grande tecnica. Adesso vediamo che avere 3-5 in campo permette dei continui raddoppi sul 5 avversario, però ovviamente ci sarà sempre un 4 dei Giuliani libero. Vediamo adesso la palla, infatti passa a Basket Interclub Muggia, che segna questo canestro perché appunto il 4 doveva per forza rimanere libero. Entra in area protetta il numero 52, appunto perché ce n'è sempre uno in più. Il numero 22 effettua i 2 palleggi e non mette il tiro e prende il rimbalzo fuori, non entrando in area, pertanto la palla viene automaticamente consegnata a Basket Interclub Muggia. I Blues entrano in gioco con passaggio lungo verso il 32, ma la palla purtroppo, seppur sfiorata, finisce fuori. Palla ai friulani, agli udinesi, che rimettono. 20 secondi alla fine in questo momento, c'è giusto il tempo di un paio di azioni. Vediamo che va a rimbalzo, ancora a canestro, scusatemi, ancora con il suo reverse, ma subisce purtroppo un fallo. Il tempo viene stoppato sui 14 secondi e 2 alla fine, e torna in lunetta per la sua glaciale, con la sua glaciale calma, e rimette il terzo libero su 3 tentativi per il pareggio e ne mette un altro per il vantaggio. Rimessa, mancano 14 secondi alla fine, vediamo se Basket Interclub Muggia riuscirà, ed ecco, come vi dicevo prima, c'è un 4 che riesce ad andare in attacco perché il zio Pino non ha nessuno sul quale difendere. Piccolo Carell al tavolo, mancano 9 decimi, ma c'è stato un fischio che ha stoppato il gioco, non si è capito per quale motivo, ed ecco che riesce a entrare in campo, e quindi verrà fatto l'ultimo tiro e mette, e questo canestro è stato veramente raccolto dalla spazzatura, perché, come si suol dire in termine tecnico e sportivo, sembrava una palla persa, invece in 9 decimi sono riusciti a fare un passaggio al numero 5, che è entrato in area protetta e ha messo in gioco il pivot che tra l'altro ha segnato, dando il nuovo vantaggio a favore di Zio Pino Magic. Ultima sospensione e ultimo quarto di questa fantastica partita, che è tiratissima, 45-44 a favore di Zio Pino Magic. Approfittiamo di questa piccola pausa per ringraziare tutti gli sponsor che danno la possibilità che tutto questo avvenga, e sono Auxiel di Padova, sono Ewa Sport and Spa di Portogruaro e Gabetti Immobiliare di Portogruaro. Grazie a questi filantropi, perché veramente mettono le loro risorse per uno sport sconosciuto, ma che sta prendendo piede con forza devastante, perché chi non conosce il basket e chi ci viene a contatto resta estasiato e impressionato da quello che succede in questo rettangolo di gioco, dalla magia che si accende in questo rettangolo di gioco. Grazie ancora agli sponsor, che non finiremo mai di ringraziare. Siamo pronti per il quarto quarto, compagini. Ecco, vediamo che Zio Pino rimette in campo una squadra di tipo classico, possiamo dire, con 2-5, 2-4, 1-3.
e un 2 in area protetta, e lo stesso fa Baschi Interclub Muggia, che ha sempre giocato con 2-5, 2-4, un 3 e un 2 in questo caso, un 2T per Baschi Interclub Muggia e un 2R per Zio Pino Udine Magic. Contesa alzata che viene conquistata subito da Zio Pino, che va verso il 2R, il 2 rapido, 7 secondi per il tiro, pronto, purtroppo sono già passati e nonostante il canestro purtroppo si annulla il tiro perché sono passati i 7 secondi. Il pur bravo giocatore si è un attimo distratto e non è riuscito a scoccare il tiro in tempo utile. Rimessa ancora Giuliana, perché nonostante l'intercetto di Zio Pino purtroppo la palla è finita fuori. No, Baschi Interclub Muggia alla rimessa. Vediamo la difesa dura ma onesta di Zio Pino. Ancora rimessa per Baschi Interclub Muggia. Vediamo rimessa su un 3 e che entra in area protetta e mette in gioco il 2T. Il suo tutor sarà il numero 34 e quindi qualsiasi tiro, qualsiasi rimbalzo sarà colto solo dal numero, ma non serve neanche questa volta perché la mette e quindi rimessa da parte di Zio Pino Udine, che in questo momento è sotto di un punto, 46-45, sotto canestro, intercetto. C'è un portaggio perché il difensore è entrato dentro nell'area. Portaggio da parte del 34 che va con continuità dal proprio pivot, perché evidentemente, ecco, vediamo che in questo caso prende rimbalzo, gliela ripassa al pivot che deve passarla fuori a un proprio compagno. Perfetto, giocata perfetta, passaggio lungo, adesso rientra, perfetto. Questo gioco è proprio emblematico perché il 5 ha passato all'altro 5 che adesso poteva rientrare in area protetta, è andata ancora a cavalcare il proprio pivot, che la mette ancora, che ha già fatto 3 canestri e quindi adesso deve essere sostituito. Vediamo che entra l'altro 2 che è sempre anch'esso un 2T che ha bisogno del tutor. Siamo alla intanto Baschi Interclub Muggia sta allungando sul più 3. Non lo pensavamo possibile all'inizio della partita, ma veramente si stanno rivelando la formazione sorpresa del campionato. Rimessa per Zio Pino molto forte e ben chiodivato. Ricordiamo che Zio Pino ha ben 3 squadre a Udine, una che svolge il campionato e 2 che svolgono la Coppa Italia. E questa volta effettua il tiro in tempo utile nei 7 secondi canonici e mette 2 punti per così accorcia, cambio di 3, esce avvicinamento di 3, esce il 36, entra il 35 in casa udinese, ed ora c'è rimessa per l'Interclub Muggia, ma perde la palla subito. Zio Pino torna in attacco e va ancora dal proprio 2R, il 2 rapido. Vediamo se anche questa volta sarà un tiro con successo. Eccolo là, e ancora la mette per un secondo, un ulteriore capovolgimento nel risultato. 49-48 a 6-07 dalla fine. Rimessa per Baschi Interclub Muggia. Il numero 34 perde purtroppo la palla in palleggio e la palla viene passata a Zio Pino Magic, rimessa verso i 5 che si avventura in entrata, subisce un fallo e va in lunetta per 2 tiri liberi. Fallo del numero 54 che guardava con perplessità l'arbitro, ma si accusa del fallo e pertanto viene chiesto minuto di sospensione da parte di Baschi Interclub Muggia. Vediamo gli arbitri che parlano fra di loro, sono molto tranquilli e molto sereni, vanno al tavolo per controllare che tutto sia a posto e tutto sia in regola.
c'è molto pubblico assiepato sulle tribune di Portogruaro, perché il Baskin a Portogruaro ricordiamo che è nato nel 2019, poi ha subito lo stop che ha subito lo sport in generale a causa del Covid, ma è ripreso con grande energia e grande furore non appena le regole si sono allentate. Da quel momento in poi è stata un'esplosione di entusiasmo, continui persone si sono avvicinate, ed ora l'Energy Baskin può contare su 60 atleti, e infatti è in previsione di fare una seconda squadra non appena riusciremo ad ottenere persone che ci riescano a supportare spazi per poter giocare, e ovviamente il prossimo campionato dove poter schierare la seconda squadra, perché questo ormai a campionato iniziato non può più diciamo prevedere un ulteriore innesto. Intanto siamo al tiro libero del numero 5, che con un po' di fortuna, qualche rimbalzello, mette il punto dell'allungo sul +2, sbaglia il secondo. C'è un cambio intanto da parte dei friulani, intanto 5,54 alla fine, 50-48 per Zio Pino Magic, rimessa fra 5, che va a cavalcare ancora il suo 2R, che sarebbe eventualmente l'ultimo canestro. 1, 2 palleggi pronti, vediamo, purtroppo si è perso ancora un attimo e il tiro viene annullato per raggiunti i limiti, raggiunti i secondi. Minuto di sospensione per Zio Pino Magic. Dicevamo delle associazioni che si avvicinano al Baskin, all'Energy Baskin. Ricordiamo la Clessidra, che porta i propri ragazzi con continuità e che sostiene tutta l'attività del Baskin. È un mutuo scambio, vengono a portare i ragazzi e partecipano anche alle attività. Un'altra associazione che va ricordata è il Rotary di Portogruaro, che molto sensibilmente da 3 anni ormai supporta le attività. Con il loro contributo hanno reso possibile la tracciatura del campo di Baskin a Portogruaro, all'aperto in via Lovisa, e a quello di Summaga in via Santa Elisabetta, a ridosso del palazzetto. Ancora li ringraziamo per la loro sensibilità dimostrata e per la loro generosità. Pronti per rientrare in campo e per la rimessa, che sarà a favore di Basket Interclub Muggia, che è sotto di 2 punti a 5,39 dalla fine. L'arbitro consegna la palla e c'è rimessa. Vediamo che il pubblico incita e c'è il 44 che va a canestro ma sbaglia, un po' di lotta sotto canestro. Il 44 ancora sotto, fa canestro e impatta a 50. Rimessa e palla a Zio Pino Magic, intercetta il 43 ma purtroppo sfugge la palla e quindi c'è un'altra rimessa a favore di Zio Pino. Zio Pino usa i 5 che duettano con i 4, però in questo momento sta quasi per perdere la palla. Arresto, passo e tiro addirittura. Vediamo come vanno a rimbalzo. Canestro del numero 55, il 43 aveva subito sfondamento, ma come si sa dentro lo smile non c'è sfondamento, quindi lo sfondamento può essere subito solo prima.
32 in percussione e fa un canestrissimo da 3 punti che rimette avanti di un'incollatura i Baschi Interclub Muggia. Consegna la palla, si gioca fra 5, vediamo questo bel duetto e si torna dal 2R, il numero 22, 2 palleggi e canestro. Non è un 2R, ma in questo caso comunque è andata bene. Ha segnato il canestro e quindi controsorpasso da parte di Zio Pino. C'è un po' di contestazione, il canestro viene dato buono, sembra. 54-53 per Zio Pino, ed ecco un'altra percussione della e canestro da parte del 43 di Baskin Interclub Muggia per il ennesimo vantaggio. C'è un'altalena continua. Ora Zio Pino entra in campo, entra in area protetta, scusatemi, e altro tiro del numero 22. Purtroppo la palla non entra, la palla va direttamente fuori sul rimbalzo. Invasione del numero 32 dei Blues. Ci siamo un po' fermati perché non si capiva più cosa stava succedendo, qualche infrazione non sanzionata, e questa sì invece giustamente, perché il 32 non poteva andare a prendere il rimbalzo nell'area protetta ma doveva attendere che la palla rimbalzasse fuori. Rimessa per Zio Pino quando i minuti alla fine sono 3:09 e si registra il vantaggio di Baschi Interclub Muggia per 55-54. Allaccio delle scarpe per la 33 che è pronta adesso, le stringhe chiuse, avvicendamento in zona protetta per Muggia. Esce il 22 dentro il 25 che non ha sbagliato un tiro, prima ha fatto i 3 tiri canonici, i 3 canestri in 3 tiri, quindi vediamo se si saprà ripetere anche in questa ultima frazione. Rimessa per Zio Pino che in questo momento è sotto, ma vediamo cosa saprà fare con questo backdoor dal punto di vista, e infatti metti la testa avanti, bellissimo il backdoor del 58 che ha fatto finta di andare verso l'area protetta ma si è girato subito. Attenzione, sotto canestro, e canestro da 3 punti del numero 32 Giuliano per un allungo di 2 punti. Cambio da parte di Zio Pino. Esce, intanto sentiamo i tifosi di triestini che innalzano i propri cori alle Le Bleu. Ecco, avvicendamento anche in casa udinese fra 3, esce il 33 ed entra il 36. Rimessa 58 che ricordiamo è anche uno stimatissimo coach. Ora va in attacco, torna indietro, ruba palla. Il 43 di Baschi Interclub Muggia può essere siamo quasi in zona decisiva. Sbaglia purtroppo. Il 52 con la sua tecnica sopraffina mette l'ennesimo tiro per l'allungo maggiore della partita, più 4 per Baschi Interclub Muggia. Vediamo come saprà reagire Zio Pino. Palla toccata da parte di Baschi Interclub Muggia. Zio Pino alla rimessa, no look, reverse e palla in area protetta. 22 al tiro, 2 palleggi bellissimi sul posto. Aia, però la palla purtroppo va fuori
a 1,52 dalla fine. Cambio anche in area protetta si provano le ultime mosse tattiche per cercare di raddrizzare il punteggio. Avvicendamento, esce il 22 ed entra il 21, che forse è un 2T, ma nessuno, un 2R, cioè, ma nessuno se ne accorge. Rimessa da parte di Baskinter Club Muggia. Vediamo i Giuliani in percussione, bellissimo questo passaggio e grande azione del 52 che vogliamo scoprire con chi gioca, perché è veramente forte questa ragazza, bravissima, ha dato dimostrazione di grande capacità cestistica. Adesso Baskinter Club Muggia ormai è al +6, a 1,30 dalla fine, diciamo che potrebbe gestire anche il gioco. Ricordiamo che negli ultimi addirittura bomba da parte ricordiamo che i falli sui 5 negli ultimi 2 minuti di gioco vengono sanzionati con 2 tiri liberi. Ancora palla per il 32 che sbaglia ancora da sotto. 32 di Baskinter Club Muggia, rimbalzo del numero 33, chiede scusa giustamente, e adesso la rimessa è per Zio Pino Magic, che ha le ultime speranze per andare a canestro. Rimessa fra i numeri 5, vediamo che l'area protetta è sempre ben protetta, appunto, scusatemi la cacofonia, dai difensori di Baskinter Club Muggia. Sembra che siano dappertutto. Vediamo che il numero 32, il numero 36 mette in gioco il numero 21 e eravamo stati buoni profeti, perché è il numero 21 è un 2R, quindi purtroppo c'è stata un'invasione, non si capisce adesso su cosa debba rifare. Deve fare il portaggio il numero 36, perché c'era un'invasione da parte del 52, quindi vediamo troppa gente a rimbalzo in questo momento. Adesso si allontanano e 2 punti, e Zio Pino accorcia a 58 meno 4 a 40 secondi dalla fine. Vediamo il portaggio, l'azione di portaggio del 52, che però viene scippata del pallone da parte del 54. Ora la palla finisce fuori, rimessa da parte dei Giuliani, sì, credo, se non ho capito male, ma c'è un po' di spiegazioni in corso. Rimessa, avevo detto bene, rimessa da parte dei Blues di Muggia. Vediamo che tiene la palla il numero, ricordiamo che non c'è un'infrazione di tempo e quindi potrebbe tenere la palla da qui all'infinito. Entra in area protetta e mette in gioco il numero 25. Direi che a questo punto potremmo decretare se questo canestro entra, non entra, però rimbalzo ancora da parte dei Giuliani, che credo possano andare a concludere. Ormai mancano 10 secondi e va ancora in area protetta, e direi che ormai la partita volge al termine con la vittoria di Baskinter Club Muggia. Forse l'ultimo canestro, vediamo se è l'ultimo canestro che scrive definitivamente sul tabellone il risultato di 64-58 per Baskinter Club Muggia, che vede così i propri ragazzi portare a casa una bellissima vittoria. Ben si è comportato anche il Zio Pino Magic, che con sportività va a salutare alla fine gli arbitri e anche gli avversari. Bellissimo il clima di questa giornata. Ringraziamo ancora tutti gli sponsor: Gabetti Immobiliare, EUA Sport & Spa e i nostri vari associazioni, a partire dal Rotary Club e soprattutto Auxiel, che ha il nostro sponsor sulle magliette, questa azienda di Padova che con grande spirito di altruismo ci sostiene ormai dall'inizio, da quando siamo partiti. È stata una bellissima giornata e questa è l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno gradito vederci e ascoltarci da casa. È stata una fantastica
occasione per vedere degli atleti in campo e questo meraviglioso sport che non finisce mai di stupire e di entusiasmare. Prossimo appuntamento a febbraio, fra 15 giorni, in quello di Muggia. Grazie a tutti e a presto. Grazie. Grazie Andrea.